di Torralba. Quindi c'è anche il museo. C'è anche il museo che è a Torralba, solo che alcuni reperti tra i più importanti li hanno portati al Museo Sanna di Sassari. E questo qua è un po' più piccolino. Dei vulcani. Anche là c'è la famosa Pedra Mendalza, la vedi, che praticamente non è una pietra precipitata dal cielo come dicevano, ma è l'interno di un tronco di un vulcano, che praticamente la parte attorno si è tutta erosa ed è rimasto il tronco solidificato all'interno, che sarebbe quello. Quella era tutta lava. Non so se si riuscirà a vedere, però. Sì, ma se zoomi un po', poi comunque tornando al nostro nuraghe, questo è la parte principale, cioè la parte esterna del villaggio che abbiamo fatto fino adesso. Il villaggio è molto più grande, hanno fatto delle ricerche, si estendeva molto più in là, diciamo, fuori il tutto. In altri posti hanno scavato di più, tipo Barumini o Illosa o altri, e i villaggi sono più grandi. Qui ci sono 14 capanne circolari. Queste sono capanne circolari. Queste sono piccole capanne circolari, alcune dotate di doppio vano, tipo questa, che si vedono i due pezzi, e praticamente si vedono il doppio uso che ne facevano. Di là si vede l'ingresso, sempre fatti in stile nuraghe con l'architrave. Si passava dentro, roba piccola perché erano piccoli in teoria, ma non lo sappiamo, non c'eravamo, e avevano varie funzioni. Infatti hanno ritrovato molte cose, adesso ce n'è qualcuna che addirittura c'è anche una seduta, che dicono che era la capanna principale delle discussioni, dove gli antichi prendevano decisioni, sempre secondo gli archeologi, perché tanto testimonianza non ce n'è. Qua è di tipo romano, perché poi c'è stata una colonizzazione romana. Questo è romanico. Sì, perché dopodiché, quando poi Roma ha conquistato, ha allargato l'impero conquistato, no? Il nuraghe ha avuto un riuso ancora, e visto trovando una costruzione del genere hanno adattato alla parte romana, alle esigenze romane, tutto la struttura praticamente. Infatti dicono che ci sia stata una grossa azienda agricola per far andare i campi nella zona qua. Beh, la valle si presta bene. La valle si presta, quindi insomma, infatti vedi che già da lì. Entriamo. Questa è l'entrata, la chiamano garita, da un termine militare, perché non sapendo ancora l'uso preciso, che molti dicevano militare, invece derrate alimentari, non sanno ancora bene adesso quale sia la reale destinazione di questo. Comunque sì, sappiamo che dove c'era nuraghe c'era attività del paese, certo. Fondamentale. Qui la pietra sopra come si chiama? Questa è l'architrave. Architrave. Questa è l'architrave che serviva per l'ingresso, facevano la parte di porta. Però se guardi quanto è grande quell'architrave qui, sì, infatti, rispetto alle altre travi, capisci che è quella portante. Poi sopra facevano la parte di apertura, oltre per sgravare il peso sull'architrave, per far entrare anche la luce. Ok, di queste qui se ne troveranno un casino all'interno, perché cosa serviva? Serviva, oltre a fare avvistamento, serviva per fare praticamente entrare luce, entrare luce, perché non è che avevano le finestre, quindi con queste qui faceva filtrare la luce. La garita c'è sempre un doppio, una parte col suo vano e poi c'è l'altra parte, l'ingresso. Questo è... è abbastanza imponente. Sì. Allora, qui sono 15 metri, in realtà dicevano che misurava 25 in originale. E questo comunque è il cortile di tutti i nuraghi che hanno disseppellito, trovate tutto. Sant'Antino è quello che ha il cortile più grosso di tutti. Sant'Antino ha due pozzi, uno di qua e uno sulla parte dietro. Questa la facciamo dopo. Quello è il corridoio interno. Torre Ovest. Questa è la torre Ovest, anche qui si possono notare tutte le feritoie. Tutte le feritoie. Questo era chiuso, no? Questo era chiuso, aveva la tipica copertura a tolos, a falsa cupola. Praticamente sono tutti massi assoggettati verso l'interno e alla fine vengono chiusi, però la cupola
è soltanto chiusa sopra, appoggiata, non è a spinta. Faccio un altro corridoio, dopo Sì. lo facciamo. Questo è il corridoio che ti fa fare il giro Mhm. di tutta la parte esterna della... Facciamo dopo. Ma no, Facciamo adesso. usciamo da di là e poi saliamo. Mhm. Questo è eccezionale. Questa è un po', madonna, che... Se fai l'inquadratura verso l'alto, vedi, è una roba esagerata. Cosa sono riusciti a fare? Sì, infatti. Spera che tenga più che altro. Ha tenuto 4.000 anni. Terrà ancora, Qui ti riporta all'ingresso di là, all'ingresso. perché metti che così tu potevi entrare sia dalla torre che dal cortile principale, Sì. verso questo. Al lato vedi tutte le feritoie che facevano filtrare luce. Poi magari ci mettevano anche qualcosa in legno, perché non si sa. Alcuni nuraghi hanno ritrovato delle impalcature in legno. Sì, eh? Quindi ormai si è talmente marcito dopo tutti questi anni che non è poi... Insomma, la sua età ce l'ha. sì. Questo è l'altro pozzo. Questo è l'altro pozzo. Sant'Antine c'ha 2 pozzi e Sant'Antine c'ha anche una particolarità che altri nuraghi non hanno. Quando l'hanno costruito, siccome una valle alluvionale che si allagava sempre, cosa succedeva? L'hanno costruito in maniera che l'acqua quando arrivava passava sotto, filtrava, riempiva i pozzi e scorreva via, non andava ad allagare il nuraghi. Hanno fatto praticamente un sistema di scarico delle acque perché la piana è alluvionale. Quindi questo è per farvi capire che 3600 anni fa erano molto intelligenti, a volte anche più degli ingegneri di adesso, perché capire una cosa del genere, costruire una cosa del genere Cioè, la perfezione. sì. Il corridoio più belli di tutta l'età nuraghi. Infatti Sant'Antine viene chiamato anche, cioè praticamente dicono che sia l'evoluzione, la più alta evoluzione praticamente del concetto di costruttura dell'età nuragica rispetto ad altre, a delle tecniche costruttive che altri nuraghi non hanno. Non hanno. Sia la maggiore esposizione praticamente dell'età nuragica. Il Barumini credo così bene. Infatti, sì, è grande Barumini, ma È molto più questo grosso. è veramente... Però questo a livello architettonico c'è delle finiture che l'altro non ha. Ma questo l'abbiamo già fatto? No? Questo qui, il secondo corridoio che ti porta al corridoio principale dove siamo arrivati. C'è il doppio ingresso. Ah, il doppio, Uno dal cortile ok. come l'altro, Sì, sì, sì. con le fotocopie. Quindi là si va all'altro pozzo. Quindi là torna indietro, l'altro pozzo. Bueno. Vai, vai, se no... Ci sarà il primo piano per andare all'antemurale. Questo è il sopra della torre. No, siamo nei lati, siamo praticamente sulla parte laterale. Praticamente sulla parte che circonda la torre esterna, ok? Ok, quindi questa... Anche qui era tutto chiuso, infatti vedi che la volta è crollata. Se fai la ripresa da qua verso di là vedi che, o qua vedi che anche qui Sì, era sì. chiuso Sì, sì. il corridoio, praticamente un altro corridoio come era sotto, riportato a un piano sopra. E qua c'è sempre la torre Cosa non da principale. poco. E qui praticamente percorri tutta la parte laterale Mhm. lasciando fuori il mastio principale. Fai il giro sulle torri laterali. Qui sotto ritrovi il pozzo. Bene, bene. Le feritoie, mettiamola così. E qui, oltre al primo piano, salivi anche più in alto, l'altro piano sempre dell'antemurale. Qui siamo a ridosso della torre principale. Questa è la vallata. Che spettacolo.
in fondo che si vede è il nuraghe Oes, un nuraghe gigantesco, veramente grosso. Sembra piccolo da lontano. E non è praticamente a torre semplice, anche quello è un nuraghe complesso. Solo che anche lì per visitarlo è un po' un casino. Sì, eh? Sì. Da chi? La torre principale gli mancano grosso modo 10 metri. 10 metri, pensa a te. E molte delle pietre che mancano sopra le hanno usate per fare la fontana Torralba. Ah. E questa è la torre principale. Questo è l'ingresso della torre principale. E c'è fresco anche. C'è fresco, condizionamento. Ma no. Qui si entra nella torre principale. Attenzione al gradino. Eh sì, questa è una Questa è tolos una completa. completa. Pozzo interno. Pozzo interno. Eh sì. E attorno alla torre principale c'è tutto il corridoio che si può girare attorno alla torre principale. Un lucernario, vedi? Ah sì. In mira con l'altro. Ma pensa a te. Ma pensarlo, progettarlo, costruirlo, spostare questi massi giganteschi Che ti durano qui, 3800 anni. qui torni alla torre. E poi si torna, eh sì. Poi tornando indietro ci sono le scale che fanno il giro e vanno alla parte alta. Parte alta, lì c'è un altro lucernario. Ok, Qui si risaliamo. sale al primo piano della torre principale dove c'è un'altra tolos conservata perfettamente. Questo è il balcone. Eh sì. Questa è la seconda tolos. Un po' buia, ma c'è. Questa qua sì. Vedi? E anche qua. Vai. Opla. Ecco, questa qua puoi notare una cosa diversa da sotto, che ha quelle pietre lì Ah sì. messe circolari come seduta. Ecco in balconata. E questa era la sommità. Sotto i nostri piedi c'è la tolos, quella che abbiamo visto prima. Qui era Che sono quelli che sono anche la infatti, nuraghe scolca. Sono gli stessi che ci sono. Tutti i nuraghi sono fatti che entri sulla prima camera e poi c'è la scala interna Che ti che porta... gira e ti porta su alla seconda tolos. Grandissima cosa il corrimano. Infatti, come vedi, sono molto consumati. Eh sì. Perché se cadi non la racconti, come dice Se qualcuno. cadi la schiena va. Se cadi la schiena ne risenti. Adios. Prendiamo un po' di fresco. Vedi che qua non ci sono i sedili.
Thank